Eccoci qua, Deborah Serracchiani, l'europarlamentare, la candidata alla regione per il 2013, la sfidante di Renzo Tondo, la coordinatrice, la segretaria regionale del Partito Democratico, tante altre cose, la star, come dire, multimediale, perché di questo si tratta. Insomma, è qui con noi questa sera, la ringraziamo in modo particolare perché, a dire il vero, a Telefriuli non viene spesso. Allora, cominciamo subito con cose concrete. INSIEL, ieri abbiamo letto un comunicato stampa in cui lei ha partecipato all'assemblea di INSIEL e c'è stato un passaggio abbastanza strano in cui i lavoratori di INSIEL hanno chiesto alla Serracchiani: ma come, qualcuno dice che il PD pensa che si possa chiudere INSIEL? Sì. Precisazione necessaria. Assolutamente necessaria, era un'assemblea dei lavoratori a cui ero stata invitato, ho partecipato volentieri. Prima di tutto ho chiarito alcune mitologie, no? Che ci sono delle voci assolutamente fuori controllo che appunto dicono che avrei detto che bisogna disfarsene, che bisogna venderla, eccetera. Io ho detto quello che penso e che è un progetto sul quale credo che bisognerà impegnarsi, evidentemente a prescindere da chi vince, ma con serietà da parte soprattutto di chi sta sfidando chi governa in questo momento. INSIEL è un asset regionale. Può avere degli obiettivi importanti e quindi avere un indirizzo che la politica deve dare. Penso alla semplificazione, alla sburocratizzazione, per esempio nell'ambito degli enti locali, penso a tutto il sistema della sanità informatizzato, penso ad esempio alla formazione professionale, insieme a tutta una serie di dinamiche sulle quali si sta impegnando a fondo. Insomma, tutte quelle vanno ricondotte a sistema. Vanno cercati i finanziamenti europei per quanto riguarda la banda larga, la ultralarga e l'informatizzazione, e va dato un indirizzo ad un asset regionale che non può essere lasciato, diciamo, no? Fuori dalle dinamiche regionali. Un attimo. Buonasera. Buonasera Gianfranco. Un attimo, prego. Appunto, si dice che sia una figura mediatica, no? Per cui non si occupa delle cose concrete. Mangiarotti. Lì, allora, si tratta di un'azienda importantissima, sono 3 stabilimenti in regione, alcuni nella provincia di Udine, poi Monfalcone, eccetera. È un'azienda che ha la possibilità di lavorare, ha le commesse, ha i dipendenti, ha qualificazione professionale, ha mercato, non ha liquidità. Allora qui in questo momento l'impegno che io chiedo, ma da cittadina prima ancora che da candidata, è che se ne occupino gli strumenti finanziari della regione. Insomma, lo dico per capirci. Alcune scelte strategiche, sicuramente ne parleremo, sono importanti, come ad esempio la terza corsia, ma impegnare Friulia solo su quello. Da Friulia sono usciti coloro che si impegnavano negli investimenti, nelle sistemazioni societarie. Io voglio credere che qualcuno si stia occupando di quello che serve in questo momento in questa provincia, in regione, per quanto riguarda le società. Come io voglio credere, società. Una formula un po'... No, voglio credere che ci stiamo impegnando in fare cosa? Sicuramente rivedere il sistema delle partecipate, perché va reindirizzato anche il sistema stesso, ma allo stesso tempo, di fronte a la Mangiarotti, di fronte a tutti quei posti di lavoro, di fronte alle possibilità che abbiamo veramente di tenerla sul mercato e di farla crescere, quindi di avere anche evidentemente interessi regionali perché questo avvenga, bisogna che Friuli, Mediocredito, FRIE intervengano, l'hanno già fatto, secondo lei, qual è ma lo intervengano stato di ancora di salute più. delle finanziarie regionali? Secondo me sono cagionevoli, se posso usare un termine, diciamo, di la febbre salute. 38. Cagionevoli perché penso che siano strumenti straordinari che fuori ci invidiano, se vogliamo, anche per certe dinamiche, ma che vanno, come abbiamo già detto facendo una proposta molto precisa, reindirizzate. Immaginatevi Friulia. Friulia è un asset importante che ad esempio può essere utilizzato per andare a cercare capitali all'estero da reinvestire nelle società del Friuli Venezia Giulia. Mediocredito, se abbiamo deciso che una banca e la regione ci ha messo 50 milioni di euro, poco meno, perché sia una banca, deve andarsi a cercare provvista. Sulla governance di Mediocredito niente da dire lei? Beh no, hanno fatto adesso delle scelte, vanno messi alla prova evidentemente. Quello che chiedo, la proposta che abbiamo fatto, è di utilizzarla in modo sensato, no? Anche copiando. Mediocredito in Italia ormai esiste, in Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige. Andiamo a vedere il Trentino che fa. Il Trentino ad esempio utilizza una parte di Mediocredito per fare una cassa depositi e prestiti per gli enti locali. Tra l'altro pensi costruita da Giarda, che insomma per quanto possa non piacere, è una persona che evidentemente conosce la pubblica amministrazione.
Hanno costruito una cassa depositi e prestiti per la finanza locale, funziona perché viene in qualche modo centralizzato tutto il sistema dei mutui, dei finanziamenti, hanno rimesso in movimento l'economia locale, soprattutto sui piccoli lavori pubblici, aiutando i comuni. Mediocredito del Friuli Venezia Giulia può o non può fare una cosa del genere? Secondo lei? Io dico che deve. Deve. Gianfranco Lenarduzzi. No, stiamo correndo un po' troppo, la lezioncina è sicuramente interessante, sì, però sorvoliamo su un fatto importante, cioè cosa significa tenere in piedi INSIEL? Quanti sono? 750? 750 persone che lavorano in regime di mercato protetto, perché questo è il monopolio della nostra regione. Fanno utili giustamente perché hanno in mano tutti i comuni, ma fare innovazione con 750 persone non un po' eccessivo? Poi lei si è presentata con la FIOM, con CGIL, con i sindacati, quindi già una connotazione sindacale ben precisa. Però cosa dobbiamo fare? No, non voglio fare le lezioncine No, perché no, lei no, è più no, bravo di me. Però lei sa, no? Sì. Che al 31/12 del 2013 questa regione deve decidere che cosa fare di NCL, ma non perché glielo dico io, perché il governo italiano in questo momento ha deciso che le società in-house come NCL devono decidere di che morte morire o semplicemente sopravvivere a se stesse. Allora, noi ce l'abbiamo, sono 750 dipendenti, possiamo utilizzarli per informatizzare, standardizzare, ce li abbiamo, stanno là. Allora, vogliamo mandarli a casa o vogliamo per esempio utilizzarli meglio affinché loro siano utili per la società, ma soprattutto la società sia utile per il Friuli Venezia Giulia? Benissimo. Gianfranco, un altro colpo, vediamo. Un altro colpo, sì, a proposito... La prima ho vinto io. No, eccola qua, la seconda è pronta, no, anche perché insomma, a livello di disoccupazione non è che non siamo distanti rispetto agli altri paesi europei. Lei è un'Europa, però si dà il caso che questo continente così bistrattato presenti anche diciamo così, proviamo dei conti... a restare da noi, magari? 23 milioni di disoccupati in Europa, insomma, è un problema. È un problema. Ma non sarà un problema, scusa, non sarà un problema Serracchiani. No, ma dico, ma in Europa. No, siccome il problema è sempre della Serracchiani, del PD, le non locuste, si pretende che abbia la bacchetta PD, magica, no? Per carità. Però così, en passant, visto che insomma, parliamo dei nostri, dai, parliamo dei nostri. Ma possiamo parlare tranquillamente della provincia di Udine e della regione Friuli Venezia Giulia. Le dinamiche dell'occupazione e della disoccupazione del Friuli Venezia Giulia non sono assolutamente esaltanti. Ci stiamo avvicinando proprio a quelle medie europee, quelle tra l'altro peggiori, non quelle migliori, ma non perché siamo cattivi, eccetera, perché la situazione è una situazione di difficoltà che richiede interventi straordinari. Le faccio un esempio. Vale la pena continuare ad utilizzare il Fondo Sociale Europeo per la cassa integrazione oppure vale la pena mettere in moto immediatamente delle politiche attive del lavoro che prevedano formazione professionale, riqualificazione professionale, riconversione industriale? Alcune aziende sono aziende che sul mercato non stanno più. Vogliamo continuare a mettere i soldi là che non servono alle imprese e non servono ai lavoratori, oppure vogliamo utilizzare quei soldi per le imprese che possono restare sul mercato? Europarlamentare non possiamo, perché la BCE ha destinato non so quanti, 270 miliardi di euro alle banche italiane, se le sono tenuti. Allora, la scelta che ha fatto l'Europa, che evidentemente non condivido da cittadina europea, ed è stata quella di salvare soprattutto le banche, se non solo le banche, è chiaro che è stata una scelta dettata dall'emergenza, ma che adesso deve mettere in movimento. Basta soldi alle banche, basta soldi alle banche. Però le faccio un esempio. Questo territorio deve essere un territorio attrattivo e competitivo, ok? Allora noi abbiamo tante buone imprese, alcune imprese in difficoltà e tante piccole e piccolissime imprese. Possiamo trattarle tutte allo stesso modo? No, perché hanno situazioni diverse. Possiamo dire che abbattiamo l'IRAP a tutti? No, perché serve alle grandi imprese che effettivamente guadagnano sull'abbattimento dell'IRAP e assumono di più, al piccolo e piccolissimo non gli cambia la vita. Le aggiungo un'altra cosa, e se dicessimo che l'IRAP va abbattuta soltanto alle imprese che versano le tasse in Friuli Venezia Giulia, per esempio, non renderemmo il territorio più competitivo e magari quei soldi che intanto sono stati dati alle banche in Europa, magari l'impegno della Giunta Tondo è di questo, No. L'impegno della Giunta Tondo è abbattiamo l'IRAP a tutti. Io le ho fatto un discorso diverso. Vediamo se c'è una telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Allora, io avrei una precisazione, un approfondimento e una domanda. Prego. Allora, la Manzarotti è una delle aziende che è impegnata nella fornitura di materiali per il reattore a fusione nucleare. Un impegno europeo molto elevato, scadenze di 20 anni, 30 anni, ed è una delle poche aziende in grado di fornire questo impianto. Quindi
sarebbe bene interessare anche la comunità europea, visto che oltre che candidata alla guida della regione è rappresentante europea. La domanda? La domanda è questa, no? Sono quello dell'altro giorno, della settimana scorsa, di Taranto. Quanto distanti siamo da Taranto? Nel senso che c'è un depuratore in regione di un'azienda di cui non si fa il nome, no? Che è sequestrato dalla magistratura e non si sa niente e il depuratore continua a funzionare. Cioè le aziende che continuano a lavorare in deroga con la Serracchiani continueranno a lavorare in deroga. Benissimo, sarebbe importante sapere il nome del depuratore perché... diciamo la zona, Osopo. Prego? Diciamo la zona, Osopo. Ho capito. Osopo. Benissimo. Grazie della telefonata. Salute. Arrivederci. Ma allora... Mangiarotti, un impegno europeo perché sta facendo delle cose che hanno valenza internazionale. Tra l'altro non solo per la Mangiarotti, ma anche per altre dinamiche. Qui vicino c'è l'Ipobank. Voi sapete che c'è anche lì una questione legata insomma, ad un certo numero di licenziamenti che l'azienda vuole fare. Anche lì, visto che si tratta comunque di una società, di un'azienda, di una banca che ha dinamiche anche che vanno fuori dalla nostra regione, lì pure io ho già preso l'impegno di incontrare i sindacati e anche di cercare di capire con loro che cosa posso fare dal punto di vista europeo. L'ho già fatto per Ideal Standard, l'ho già fatto e lo farò per Sertubi e per quanto riguarda anche la Ferriera. Insomma, ci sono delle dinamiche europee che vanno sicuramente innestate e da parte mia c'è la più ampia disponibilità in questo senso. Dopodiché, rispetto a quello che segnalava l'ascoltatore, sicuramente c'è un problema di ambiente e di lavoro, se vogliamo ce l'abbiamo in casa, basterebbe andare a Trieste e voi sapete tutto quello che c'è sulla Ferriera rispetto adesso ne parliamo. Allora io credo che vada garantito il lavoro e che vada evidentemente anche garantito l'ambiente e la tutela dei cittadini. Non possiamo essere il paese in cui queste due dinamiche non si incontrano, no? Possiamo copiare quello che succede in altri paesi europei dove ci sono grandi aziende e industrie, ma c'è anche una qualità dell'ambiente che in qualche modo risponde a quelle dinamiche. A Vienna c'è un termovalorizzatore in pieno al centro della città, dentro proprio, che tra l'altro fanno visitare come se fosse uno dei monumenti della città, perché obiettivamente è collocato... Sul rigassificatore lei è d'accordo ovviamente? Aspetta, ci sono i telespettatori. Vuole glielo dico anche perché dico io. Rigassificatore, punto di domanda, elettrodotto, punto di domanda, gasdotto in arrivo a Tarvisio, Cefasino. Cosa ne pensa di elettrodotti aerei, rigassificatore e nuova legge sull'energia? Proprio dietro a lei in alto la guardia Serracchiani, ma è l'altro sfondo, c'è uno dei simboli del potere romano, il castello di fatto di proprietà dello Stato e quindi il passaggio del castello. Ma grazie a Pittoni arriva a noi, un senatore della Lega Nord. Citiamo anche Strizzolo per cortesia, che sta facendo una questione personale. Nessuno ha mai... Allora, lei è sempre più bravo di me, però io le cito l'accordo Prodi-Illy dove uno degli oggetti di trasferimento era il castello di Rodier. Nessuno ha mai il coraggio di dire che Insiel è una palla al piede per chi è costretto per ragioni politiche ad usare i suoi prodotti che non avrebbero mai mercato serio perché sono qualitativamente improponibili. Questione Election Day, pare che Tondo abbia fatto tesoro dello sbaglio fatto da Illy 4 anni fa, il quale perse anche per causa del tracollo del centro-sinistra alle politiche. Ai tempi spinse Illy in tal senso, ora Tondo non ci sente e non a caso sta cambiando il nome al partito. Ma è sempre uno solo che manda tutti questi SMS? No, non credo. No, li ha letti in sequenza. Ce n'è anche un altro? No. Vabbè, insomma, rigassificatore, via. Parto dall'energia allora, posso, direttore, mi dica. Leggo sul giornale la situazione di Eurotech, società quotata in borsa, contratti milionari, ad Amaro si manda in cassa integrazione. Cosa pensa la dottoressa Serracchiani? Vabbè, insomma le questioni sul tappeto, insomma, sì, via. La questione delle infrastrutture energetiche, allora, prima di tutto, cosa deve fare la Regione e cosa farà la Regione quando governeremo noi? Prima di tutto il piano dell'energia regionale. Voi sapete che individuare impianti biomasse piuttosto che fotovoltaico, piuttosto che gli elettrodotti, piuttosto che il rigassificatore rientra in quella pianificazione e programmazione delle infrastrutture energetiche che spettano alla Regione e la Regione deve farlo e non l'ha fatto. Quindi, prima cosa, pianificazione e programmazione delle infrastrutture. Sta arrivando. Vabbè, con calma, sta finendo la legislatura, serve come propaganda per dire l'abbiamo fatto. Allora, cosa invece serve? Sicuramente non quella legge sull'energia che in qualche modo, secondo me, ha creato un cortocircuito nella partecipazione e nella capacità di calare sul territorio le infrastrutture. Anche qui, fatemi essere un pezzettino europea.
Io mi chiedo perché in altre zone europee si riescono a fare anche grandi infrastrutture. Qual è la dinamica che si innesta virtuosa tra il territorio, le compensazioni, la capacità di fare le infrastrutture? In Europa, per esempio in Francia, si chiama débat public, cioè tu costruisci l'infrastruttura direttamente sul territorio, con gli amministratori, con i cittadini, con i comitati, ed eviti che vai allo scontro piuttosto che all'immobilismo dopo, e quindi lo fai prima. Per esempio qua potremmo copiarlo. Tra l'altro, lo ricordo a Lenarduzzi che è sempre più bravo di me, che questa è stata una delle dinamiche del governo Monti. Per cui ti hai incastrato. Così non parla. No, ma non trovi 5 comuni contro l'elettrodotto. Allora, aspetta. Deborah, con che comune stai? No, ma aspetta, finisco, perché guarda, è una cosa sulla quale mi sono espressa, credo, con grandissima chiarezza. Sicuramente. Fatto il piano dell'energia significa che uno stabilisce quello che serve e quello che non serve. Allora, sul rigassificatore ho preso una posizione molto chiara. Io ritengo che se, come credo, vada sviluppata la portualità regionale e in particolare il porto di Trieste, che questo vada a inserirsi nelle dinamiche dell'intercettazione dei traffici piuttosto che di uno sviluppo vero, il rigassificatore sul quale il Comune, la provincia di Trieste hanno posto delle osservazioni che sono osservazioni di merito, io credo francamente che sul rigassificatore la mia posizione sia una posizione chiara che è per il no. Mi sono permessa di fare osservare al Presidente Tondo che lui ha fatto un'intera campagna elettorale contro Illy nel quale si è esposto dicendo no al rigassificatore, ed ora è colui che dichiara anche agli industriali, dichiara che è favorevole al rigassificatore. Lo ha già detto, lo ha detto anche in interviste, c'è una rassegna stampa nutrita e potete controllarlo, ma il problema non è quello che pensa Tondo. Io ho detto sul rigassificatore attenzione. Posso interrompere? E sul rigassificatore, perché questo messaggino è veramente una cosa incredibile. Direttore, questa sera ha come ospite la più brava politica donna d'Italia. Questo sarà Travanut, questo? Può essere Maurizio Ioni. Spero. Sarà Lancillotti. Prosegua. Allora, spero di... Torniamo alle cose serie. Allora, ringrazio però per il messaggino. Certamente. No, vabbè, insomma, giusto, rigassificatore. Allora, sul rigassificatore ho detto no, ma perché quelle dinamiche, tra l'altro... Sapete, no? Sul rigassificatore le risposte che non sono state date dall'azienda e che vanno date anche per capire, no? Per capire meglio la questione della distribuzione. Piazzo il rigassificatore, come distribuisco il gas che lavoro, diciamo così, nel rigassificatore? Allora, ci sono una serie di questioni legate anche al no politico della Slovenia, che è un nodo che va sciolto perché la Slovenia ha altri interessi, non lo vuole, eccetera, eccetera, che meritano un approfondimento. Non si può dire sì a prescindere. Bisogna essere coscienti anche del fatto che quando si decide di fare una operazione del genere, e guardate che questo crea un cortocircuito pericoloso, non si può trattare nel modo in cui sono state trattate le amministrazioni locali. Mi riferisco al Comune e alla provincia di Trieste, i cui pareri sono stati ritenuti assolutamente inconferenti, al punto di ottenere in quella commissione l'unanimità che impedisce di portare il rigassificatore sì o no in giunta, lavandosene le mani. Ecco, io voglio una politica che ci mette la faccia. Era in consiglio comunale a Trieste a rispondere a tutte le istanze, sia della provincia che del comune, del territorio, di coloro i quali. Ma non è questo il punto. Era stato invitato per discutere della crisi occupazionale della provincia di Trieste, giustamente ha fatto bene, è andato. Quindi, sia un accordo con Krško? No, perché io ho già detto di no, e lo hanno detto i cittadini italiani. La centrale nucleare. La centrale nucleare di Krško, che lei sa essere una delle più vecchie in Europa, che è già stata sottoposta a dei fermi per dei controlli, è una di quelle sulle quali l'Europa si sta interrogando sul phasing out, cioè sull'uscita. Allora, siccome i cittadini italiani con estrema chiarezza hanno detto no all'energia nucleare, io dico no all'energia nucleare. Questa è una bordata. E sicuramente no alla Onorevole, Serracchiani, solo copiare, niente farina del tuo sacco? Va bene. Va bene. Beh, se copia bene a scuola funzionava copiare, io penso che si potrebbe questa è messa in un modo così un po' scombiccherato, ma insomma, per gli sfigati che devono mandare segnali di fumo per utilizzare la rete, sono iscritti alla Camera di Commercio, ma non sono di Udine, cosa farà? Allora, ritorniamo a un discorso serio però. No, questo serissimo. Sugli investimenti banda larga e ultralarga, pensi che noi fino a 5 anni fa eravamo su 27 paesi europei, eravamo al 12° posto, adesso siamo piombati al 26° posto su 27, vuol dire che davanti a noi c'è l'Estonia, la Romania, la Polonia, la Slovenia, perché l'ultimo è Cipro, per cui ecco.
Allora, cosa dobbiamo fare? Recuperare. Guardate che non è soltanto una questione di soldi, questi sono investimenti, cioè i soldi che vengono messi nella banda larga, nell'ultra larga, permettono alle imprese di essere più competitive, di lavorare di più. E pensi che ci sono degli studi della Commissione europea che dicono che per ogni 10% di penetrazione dell'informatizzazione si creano 80 posti, 80 posti di lavoro. Del PIL, sì. Allora, io penso che bisogna provarci, no? Siccome si dice sempre politiche attive, è un investimento... Innovazione da una parte, innovazione non dall'altra. E sulle centrali a biomasse che stanno sorgendo come funghi e saranno destinate a cattedrali del deserto. No, anche qua. Scusi un'opinione sulle atterie friulane. Renzi combatte contro i vertici del PD completamente in appoggio a Bersani, che per vincere deve trattare a tavolino i futuri ministeri con la sinistra vendoliana. Cosa pensa la Serracchiani su queste lotte interne che vogliono mantenere una leadership ormai vetusta? Rispondo prima alla questione. Sulle cose energetiche delle centrali, prima di tutto interrogarsi su che tipo di centrali, quanto potenti, e sul tipo anche di materiale, dove lo trovano, che tipo di filiera creiamo, stanno filiere sul territorio, li facciamo arrivare da chissà dove, insomma. In quel piano dell'energia c'è questa dinamica qui, cioè di capire quello che serve al territorio, che tipo di energia, quale e dove investire. Elettrodotto sì, quello Udine Ovest, Redi Puglia, lei mi chiedeva, sì, i 5 comuni che va bene. Ma sì, perché? Perché io credo che ci siano delle questioni sulle quali bisogna metterci la faccia. Allora, io ho detto anche che bisogna comunque tener conto dell'impatto ambientale. Lei sa che io ho incontrato anche i comitati che sono contrari, perché non bisogna sentire solo una campana, no? Bisogna sentirle tutte. Con loro abbiamo analizzato alcune problematiche, ci sono effettivamente delle criticità, lì l'intervento della società che vuole costruirlo, della regione, deve essere necessariamente quella di impegnarsi al minore impatto ambientale. Posso aggiungere una cosa? In queste infrastrutture la regione deve essere protagonista, perché se sul territorio le fai, metti pure che te le facciano fare o te le impongano, ma insomma chi pensa ai cittadini? Cioè, voglio dire, l'energia elettrica dovrà costare meno per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, non me ne frega niente che quell'energia elettrica noi la vendiamo all'Austria, faccio per dire. Dovrà essere una questione che il Friuli Venezia Giulia... È una famosa imposta... Quindi esercita in prima persona. Leggiamo questo che non è male: tante chiacchiere, energia no, terza corsia no, ferrovia no, le aziende chiudono, questi discutono prima e le fanno chiudere poi, discutono perché chiudono, la gente paga, ma loro concretezza devono creare le condizioni per poter fare, non dire cosa fare, ad aumentare, vabbè, insomma ci siamo capiti, insomma, no? Io per carità, tutto giusto, continuiamo anche a dire il loro non lo so, cioè nel senso non mi riguarda, nel senso che cerco di dare delle risposte. Evidentemente non sto governando e quindi io evidentemente mi riservo di fare le cose che mi sto impegnando a fare. Si impegni. Allora, tra l'altro, scusate, cosa importante, rigassificatore, se noi avessimo fatto il piano dell'energia regionale, avremmo deciso noi sì o no al rigassificatore. Non avendolo fatto, a luglio il Consiglio di Stato ci ha detto: siccome voi non avete fatto il piano energetico regionale, la competenza sul rigassificatore passa a Roma. Quello che è stato chiesto adesso sono le autorizzazioni che sapete sulle dinamiche che ho detto prima. Ma cosa è rimasto della giunta Illy, che ha ereditato la giunta Tondo? Nulla. A parte l'impegno sul rigassificatore era della giunta Illy, però le dinamiche per la realizzazione oppure no del rigassificatore competono adesso forse tutte al Presidente Tondo. 1,5 miliardi. Qui andiamo fuori dal coro. Può chiedere all'onorevole se sarebbe disposta a fare le primarie regionali con Bolzonello? In che senso? Non lo so. No, io le primarie veramente le ho già fatte, se vogliamo, meglio lanciate, dopodiché siccome ero il candidato unico non le abbiamo materialmente fatte, ma insomma non è certo quello che... La centrale nucleare a Monfalcone sarebbe però un'opportunità per dare ossigeno all'industria delle regioni, in particolare acciaierie e cartiere. Beh no, allora io sul nucleare ho già detto. Tra l'altro a Monfalcone c'è altro, c'è una centrale che si vuole riconvertire a carbone pulito. È vero? Non è vero? Ci va bene il carbone? Ecco, su quello magari interroghiamoci, perché lì ci sono posti di lavoro e c'è energia. Ma è quello ormai la dinamica, si sta pensando di riconvertirla a carbone pulito. Allora, torniamo al lavoro, che è la cosa più interessante, ed è anche lei dove è afferrata, perché si occupa anche afferrata, privata, vero? Sì, di queste cose. Bene. No, però scusate, ma perché non mi fate parlare dei vertici del PD? Io francamente... ma ci arriviamo. Dopo ci arriviamo ai vertici del PD, ci arriviamo. Ma perché in Austria, per esempio,
Doveva farne un'altra. Fare impresa. Sì, la cosa che è mancata, facciamo ecco il PD, onorevole Serracchiani. Ieri una cosa che è mancata fra i due contendenti, quindi Renzi e Bersani, è stata l'impresa. Si è parlato di lavoro, ma non di impresa. Allora, a differenza della tassazione reddito d'impresa per le società di capitali Austria, Friuli Venezia Giulia e quindi Italia, c'è una gran bella differenza. Assolutamente. C'è un interesse soprattutto da parte delle aziende e degli enti locali austriaci a chiamare, c'è una pubblicità che viene fatta, c'è una pubblicità da parte delle banche costante. stesse. No, le banche stesse che chiamano le imprese friulane a investire, invitano a investire in Austria. Anzi in Carinzia, mettiamola così. Friuli Venezia Giulia e Carinzia. La Carinzia è più competitiva sia per quanto riguarda la tassazione diretta, cioè pagano meno tasse e le imprese, sulle imprese sono gravate, e sono anche di meno le tasse indirette, cioè per esempio la burocrazia. No? Lei sa benissimo che aprire un'impresa in Carinzia è molto più semplice e meno costoso che aprirla in Friuli Venezia Giulia. Allora, noi che cosa dobbiamo fare? Noi, Regione, rendere competitivo questo territorio. Alcune cose competono alla Regione, altre competeranno a livello nazionale. Quello che compete alla Regione, per esempio, assalire con ferocia la burocrazia, scusate il termine, ma insomma significa entrare nei processi. Le faccio un esempio. Siccome di burocrazia... Se ne intende? No, ma non so... No, ma gliene parlano tutti, no? Cioè chi è il politico che non mette primo punto all'ordine del giorno? Su quello glielo dirò, su quello glielo dico volentieri, guardi, su quello ho già firmato perché non si vada a Strasburgo, ma comunque una cosa seria. Bisogna aggredire il singolo processo. Noi li stiamo studiando, per esempio. La burocrazia. Sì, per esempio, noi per aprire in Friuli Venezia Giulia un'impresa edile abbiamo bisogno di 78 pratiche cartacee. Brava. Allora uno si mette là, vede il processo, lo studia, dice ho bisogno di tutte e 78 le pratiche cartacee, posso fare qualche intervento di informatizzazione che semplifichi, e quel funzionario della regione a chi risponde affinché poi sia responsabile lui del processo? Può fare meno... può fare più in fretta. Allora bisogna aggredire i processi singolarmente. Non possiamo dargli 150.000 euro all'anno a un dirigente. Ma guardi, riordinarla anche l'amministrazione regionale, perché c'è un problema proprio pratico, no, di suddivisione dei compiti. C'è anche poi un problema di competenze. Io per esempio credo che dobbiamo rivolgerci alle competenze che abbiamo in regione e smetterla di spendere in consulenze esterne. Lei sa che noi spendiamo un sacco di soldi in consulenze esterne e abbiamo un sacco di dipendenti regionali, alcuni con grandissime competenze. Bisogna utilizzare quello che abbiamo. Senta, basta parlare di terza corsia, Deborah, dobbiamo parlare di lavoro e soprattutto di lavoratori, e avrai il mio voto, Fabrizio. Bene, allora parliamo di lavoratori. No, allora, guarda, detassazione rispetto all'IRAP. No, ci sono ma poi c'è anche sulla montagna. No, ma c'è anche una questione di ecco, guardi, per esempio sulla montagna. Ecco, sulla montagna vogliamo iniziare a parlare di creare posti di lavoro. Allora, voi sapete che adesso le imprese forestali del Friuli Venezia Giulia sono aggredite da quelle austriache. Vengono, utilizzano i nostri boschi, portano di là, diciamo che le portano di là il legno. Venezia Giulia non sono state molto attente rispetto ai processi. Però le dico quello che succede. Se lei va in Austria scoprirà che, adesso non ho i numeri esatti, ma insomma scoprirà che le imprese austriache ricevono anche un contributo di qualche tipo dallo Stato, assolutamente nell'ambito della possibilità, non sono contro gli aiuti di Stato. Queste imprese che fanno? Vengono di qua, utilizzano i nostri boschi, portano di là il legno, tra l'altro senza lasciare nulla. Pensi che mi hanno raccontato che portano anche il gasolio, no? per non fare il gasolio qua, se lo portano dietro perché qui costa di più. Allora, che cosa possiamo fare? Il taglio dei boschi è una scelta, il 60% dei boschi dell'Alto Friuli è di proprietà dei comuni. I comuni possono decidere di fare una gara, partecipa e vince chi vince, oppure possono fare delle assegnazioni di 6 anni in 6 anni che possono affidare ad esempio alle imprese locali. Questo stabilizza le imprese locali, dà la possibilità alle nostre imprese di lavorare di più, e aggiungo, facciamo come hanno fatto altre regioni anche della nostra Europa, la Romania, alcune regioni della Romania. Facciamo fare un esame di coscienza alle imprese boschive dell'Alto Friuli? Tutto vero, però aspetti, mi faccio aggiungere una cosa. Che cosa hanno fatto in Romania e in Ungheria? Hanno fatto una legge che dice non si può portare fuori, esportare, il legno non tondo.
Non è una battuta, no, vabbè, che significa WWF, Tondo no, ma dai, veramente che significa? Significa che la prima lavorazione va fatta deve sul essere posto. fatta sul posto. Questo significa che le imprese del posto hanno quantomeno la prima lavorazione. Poi se il processo diventa virtuoso vuol dire che lavoreranno anche le nostre segherie. Insomma, io credo che bisogna mettersi lì pezzo per pezzo e ricostruire quello che serve in termini di competitività e di posti di lavoro a questa regione. Io per esempio credo che dovremmo investire di più e meglio nella formazione professionale, che voi sapete che in una regione autonoma come la nostra è tutta a carico della regione. Senti, ci sono un sacco di messaggini. Finanzia lo spalciamento dei prati, scegliere, eccetera, quindi sono questi tre. Siamo 3 minuti fuori. 3 minuti fuori. Però perché nelle Coop, per esempio, Letizietto fa questa straordinaria pubblicità, è così brava, e queste lavoratrici sotto ricatto a 700 euro al mese? Ma guardi, adesso. Allora, ma questo non è un problema delle Coop. No, il problema dei lavoratori sottopagati è un problema che abbiamo in Italia comunque. Allora, che cosa dobbiamo fare? Mettere più soldi in tasca ai lavoratori, per esempio abbattendo le tasse, il famoso taglio del cuneo fiscale. Guardi che possiamo farlo, possiamo e dobbiamo farlo. C'è anche la fiscalità di vantaggio, ma no? non solo, pensi un po', se a quella donna, oltre i 700 euro, pochi che siano, magari gli diamo la possibilità di pagare il dentista a carico dell'azienda. Allora, quella donna ha un figlio, quel figlio deve fare i denti, magari, no? Quanto l'aiuteremmo in più se alcuni costi vengono in qualche modo messi a carico dell'azienda in un circuito virtuoso? L'abbiamo già visto in alcune grandi aziende, si può fare. L'ascoltatore mi dirà che copio. Pazienza, l'importante è copiare bene. Esatto, no? senta, Cioè, due battute sul friulano, perché questa è, parlando di competenze, quale esperienza in ambito di enti locali, comune, provincia, regione, porta come bagaglio personale, e dice Friuli e Furlans, e a questo punto le chiedo anche cosa pensa del friulano, della lingua friulana, della tutela, ed è anche delle ultime situazioni che non sono state poi così esaltanti rispetto al friulano. Beh, probabilmente lei si riferisce alla conferenza regionale che era stata organizzata sabato scorso, dove effettivamente non c'era nessuno. Lui la chiama difetto di comunicazione, io dico che non abbiamo creato il giusto interesse, insomma, credo che siano temi importanti sui quali va coinvolta la scuola, vanno coinvolti i ragazzi, per esempio non c'erano classi a quella conferenza regionale, io avrei fatto venire i ragazzi delle scuole della provincia di Udine, per esempio, no? Ad ascoltare, a cercare di capire quali sono le esigenze che hanno. 40.000 famiglie friulane sì, ma dove scelto stanno? il friulano, Voglio dire, i ragazzi, ma se i ragazzi venivano lì e magari si confrontavano sulle dinamiche delle minoranze linguistiche, sulla questione della tutela del friulano intesa proprio come lingua che va sviluppata anche da un punto di vista veicolare, diceva qualcuno. Io per esempio sono convinta... C'è un filmato birichino suo su YouTube che gira, che è contro il film. Gianfranco, siamo fuori 5 minuti. Quello birichino, se vuole lo può mandare in diretta. Sul friulano, chiuda magari. No, è che ho detto, non solo c'ero, ma credo che sia una tutela, credo che sia una... Vediamo se è una telefonata, pronto, poi andiamo a chiudere. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Niente, volevo dire, no, che ha fatto quella domanda sulle cooperative rosse, no, alla Serracchiani, no? Sulle cooperative, non necessariamente rosse. Che siano rosse va bene. Va bene, dica. No, perché volevo dire che ci sono anche altri enti che hanno interessi con lo Stato, no, e non se ne parla mai, tipo Comunione e Liberazione. Domanda? Non era un'osservazione. No, era un'osservazione a Lena Arduzzi di allargare il campo. Non volevo parlare a te, di allargare il campo. A uno degli interroganti lì. Va bene. È un tribunale. Va bene, grazie della telefonata, era una formula di soccorso rosso. No, ma è giusto, allarghiamo il campo. Giusto. Va bene, è che siamo 7 minuti fuori, bene. Credo che... Mi toccherà tornare. Non si può, direttore, una domanda, una. Senta, no, aspetta un attimo, su Facebook un sacco di persone per bene mi sta chiedendo di poter votare al ballottaggio domenica prossima. L'unica loro colpa è di non essere venuti a votare domenica scorsa per vari motivi. Chiedo a tutti coloro che si riconoscono nel centro-sinistra cosa direste loro. Li mandereste a casa se foste nei seggi? No. No, e francamente credo che la partecipazione deve essere garantita al massimo, anche se ormai le regole sono state fatte e forse ci si poteva pensare prima.
Benissimo, Gianfranco, volevi chiudere? Sì, IMU scuole paritarie, sì o no? C'è un'azienda che chiude, soprattutto anche alcuni agricoltori che chiudono la propria fattoria perché non possono più... Ma il governo italiano aveva fatto una proposta molto precisa. Secondo me quello era l'indirizzo, rispondeva anche alle richieste europee che chiedono di applicare l'IMU evidentemente sugli enti... Ha fatto un ricorso che sono, sì, e quindi secondo me quella era la direzione. Mi pare che adesso siano un po' più cauti, bisogna che invece su questa Qui abbiamo chiesto al parlamentare cosa pensa di fare per le piccole aziende agricole derubate dalle grandi realtà, ma in ogni caso ci sono 5-6 messaggini sulle latterie friulane. Allora, l'agricoltura in questa regione è importante. Ci sono anche quelli che aspettano la rotatoria sull'Osovana. Questa la chiediamo a Riccardi, però. Questa la chiediamo a Riccardi. No, sulla questione dell'agricoltura, seriamente, abbiamo visto che è un settore che può tenere, anzi tiene anche meglio di altri settori. Abbiamo visto anche per i giovani, ad esempio, c'è uno sviluppo importante. Sì. Io ho incontrato in questa campagna di ascolto che ho fatto in questi mesi, ho incontrato tutte e tre le organizzazioni maggioritarie. Che cosa mi dicono? Lotta alla burocrazia e semplificazione, perché assolutamente non riescono, rispetto alle dinamiche e costi che ha un'impresa agricola, non riescono a sopportare il peso della semplificazione, non riescono a sopportare il peso della produzione rispetto poi a quelli che sono tutti i passaggi di questa produzione e rispetto ai quali il produttore entra in difficoltà anche perché il mercato evidentemente va in direzioni opposte. Chiedono inoltre una tutela giusta anche rispetto per esempio ad una mappatura delle imprese agricole. Dobbiamo aiutare quelle che sono imprese agricole davvero, distinguendo quelle che fanno reddito di tipo agricolo da quelle che magari fanno altro. Non dico che non aiuteremo anche quelle, dico però che bisogna avere la sensibilità di capire che l'agricoltura è agricoltura e che va aiutata evidentemente a fare sistema. Benissimo, questo è per te o per me, non lo so, giornalisti aggressivi, siete forse in difficoltà. È per chi vota domenica? Chi vota domenica? E che lo dico a lei. Va bene, grazie all'onorevole Serracchiani, grazie di essere venuta qua veramente, perché non è come usuale vederla dalle nostre parti. Da questo momento in poi però vedremo di infittire gli incontri. Grazie di nuovo anche a voi che ci avete seguito. Buonasera.